vetta in posizione incantevole, sopra il paese di Revine. È l'oratorio di San Francesco di Paola, con la sua chiesa seicentesca, il campanile e i locali abitativi. Un edificio è un luogo dove hanno trovato ispirazione la fede, l'arte e le tradizioni di un territorio antico. Nel XVII secolo, quando ancora dominava la Serenissima Repubblica di Venezia, prese vita tra il 1677 e il 1702 l'oratorio dedicato a San Francesco di Paola. Fu autore, costruttore e finanziatore Don Giovanni Domenico Cumano, parroco intraprendente e carismatico che lasciò un tangibile ricordo di sé. La sua straordinaria impresa è legata alla devozione del santo calabrese del quale propagò lo spirito eremitico dei frati minimi. Lasciato il paese, si imbocca la via Crucis che sale sulla costa del monte scandita dalle cappelle. Un vero e proprio scrigno che racchiude in sé la bellezza semplice e umile, ma accogliente. La bellezza del silenzio, del raccoglimento, ma allo stesso tempo manifesta la forza, la solidità della fede. All'interno scaturisce lo stupore per gli sguardi che accolgono il fedele. Sono i padri della Chiesa, gli evangelisti, i santi e i martiri. Furono rappresentati da pittori locali come Lazzarini, Grempsel e Tacco. La vita, la morte e la salvezza sono raccontate da Francesco Darè negli affreschi dei misteri gaudiosi della crocifissione e della morte, nelle stanze al primo piano. San Francesco di Paola, rappresentato nella pala d'altare, intercede verso la Vergine Maria e Gesù, che vegliano sulla popolazione e su coloro che qui si recano per una preghiera o una supplica. Don Cumano riposa nella tomba all'ingresso della chiesa, sigillata da una lapide. Custode di se stesso, si fece rappresentare a mezzo busto sopra la porta principale, lasciò disposizioni per il suo funerale e il testamento col quale donò l'oratorio alla comunità di allora e di oggi, con il compito di proteggere e preservare uno dei rari esempi di paesaggio devozionale del nostro territorio. Questo luogo è da decenni la suggestiva scenografia della rappresentazione degli ultimi momenti della Passione di Cristo, in un tramando di fede e di tradizioni.